perché pensiamo che la musica e il territorio abbia bisogno di essere immortalato con dei filmati che continuino a presentare, che continuino a rappresentare il nostro territorio. Per fare questo noi ci occupiamo di jazz e quindi non siamo degli esperti in cinema. Abbiamo pensato di coinvolgere in questa nostra idea Casa del Cinema, e qui con me c'è Chiara Omero che li rappresenta, e passo subito la parola a lei. Chiara. Grazie Paola, grazie a tutti. Sì, Casa del Cinema di Trieste è una realtà che insomma, è nata come associazione nel 2009 e raccoglie un po' tutte le associazioni che si occupano di cinema a Trieste e che organizzano i festival di Trieste, che sono 4, e la Film Commission Friuli Venezia Giulia, che è una realtà molto importante per la nostra regione e per il comparto cinematografico. Tutto parte da lunghissime, devo dire, da lunghissimi incontri con la regione appunto e con Promoturismo e FVG, nei quali devo dire che ci hanno inculcato e devo dire che abbiamo accolto con estremo piacere questa necessità, che non è solamente una necessità della regione, ma è una necessità credo di tutte le associazioni che si occupano di cultura, che sia cinema, che sia musica, che sia arte, che sia insomma cultura nella nostra regione, ed è una necessità proprio di mettere in rete le proprie competenze, di fare rete, che è una cosa un po' insomma iperutilizzato come concetto, ma poi alla pratica molto spesso non viene attuata, ecco. Per cui devo dire che quando Paola mi ha cercato per quest'idea di fare qualcosa, il mio festival nello specifico si chiama Shorts International Film Festival, io mi occupo prevalentemente di cortometraggi, si svolge a Trieste la prima settimana di luglio, siamo quest'anno alla 18ª edizione, per cui insomma abbiamo un seguito internazionale, devo dire molto, molto ampio, ecco. Quindi l'idea era di realizzare qualche cortometraggio sulla tematica, poi da lì insomma chiacchierando e trovandosi bene così anche come intenti finali, siamo giunti a questa idea di raccontare Jazz Wine and Movies, cioè Jazz Wine attraverso le immagini. Io credo che nulla più delle immagini possano effettivamente raccogliere e raccontare quello che vi stiamo dicendo. Abbiamo lanciato il bando, sono stati 15 le candidature, abbiamo scremato perché per ovvi motivi non è che tutti e 15 potessero essere ospitati durante la settimana di Jazz and Wine, e sono stati selezionati 5 videomakers, 5 registi. Mi piace raccontare che una di queste, tra l'altro, è dispiaciutissima, ci ha mandato una lunghissima mail perché insomma ha scritto delle bellissime parole, devo dire, proprio ringraziando per l'arricchimento che ha avuto non solo professionale durante quella settimana. Tra l'altro lei è delle Marche, in un momento in cui le Marche chiaramente insomma hanno i problemi che ben purtroppo conosciamo, quindi oggi non è riuscita a raggiungerci. Poi lei si chiama Silvia Luciani, poi c'è Luca Zuccolo, Pierpaolo Verdetti che è qui con noi, e Massimiliano Milic che ci sta raggiungendo, è in arrivo, si scusa per il ritardo. Io direi che quindi possiamo iniziare mostrando i filmati e dopodiché passeremo alla premiazione. Grazie.
Ci tengo ad avere qui innanzitutto l'assessore alla cultura che c'è e anche Elena che rappresenta il turismo della città. Ma la selezione che noi abbiamo fatto è stata fatta dal Circolo Culturale Controtempo, è stata fatta con il supporto di Casa del Cinema e con l'aiuto di Flavio Massaruto che è qui con noi, che si occupa di musica jazz ma conosce bene anche il mondo del cinema. Flavio, vieni qua anche tu perché sei stato anche tu partecipe di questa selezione. Quindi non so, vorrei un commento da voi di quello che avete visto prima di nominare, lasciamo un po' di suspense prima di nominare il vincitore, no? Comincia il passo di qua, vediamo se ci arriviamo. Allora, buongiorno a tutti.
E sono molto contenta di essere qui stamattina come amministrazione comunale di Cormosa, anche perché siamo molto orgogliosi di tutto il lavoro che Controtempo fa da tantissimi anni su questo territorio e come vedete ciò che mi orgoglisce, devo dire che è partita un'associazione che ha le radici a Cormons e che ha avuto la capacità di fare rete, e questa è una parola, è vero, che viene troppo utilizzata, ma in realtà non viene applicata spesso come dovrebbe essere applicata, e quindi ciò che fa veramente piacere è vedere quanto è cresciuto Jazz and Wine of Peace e quanto è riuscito a fare Controtempo in tutti questi anni e quanto riuscirà a fare ancora, perché ne sono sicura, perché Paola e tutta l'associazione hanno delle idee molto valide per sviluppare questo brand. È un brand importante per il nostro territorio e lo si vede anche da questo lavoro egregio che è stato fatto. Le immagini raccontano, è vero, e hanno una grande capacità di impatto sulle persone e quindi sono il miglior modo per dire questo è il nostro territorio. Mi viene in mente che questi meravigliosi video possono essere utilizzati anche come promozione, anche nel contesto della candidatura del Coglio Birda all'UNESCO, che è un passaggio importante che stiamo seguendo, e sicuramente questi video rappresentano quello che vuole essere il nostro territorio, quello che è e quello che può essere in termini di sviluppo. Quindi io sono rimasta molto colpita dal lavoro che queste persone, questi giovani registi hanno fatto, e ringrazio anche la Casa del Cinema di Trieste. E quindi è un lavoro molto prezioso, sono delle immagini che hanno saputo associare quello che è la musica, quello che è il territorio come adesso, com'era, perché anche l'ultimo video ci sono stati appunto dei passaggi importanti, delle foto che ho riconosciuto di Tox di Cormos, quindi anche qui la capacità di sicuramente di coniugare anche altre realtà del territorio, e quindi sicuramente io auguro, spero, c'è sempre il supporto comunque dell'amministrazione comunale, ma anche deve esserci della regione ancora di più, e che comunque si continui su questa strada, si cerca sempre di essere attenti a quelle che sono le nuove esigenze, perché oggi come oggi, quando noi comunque presentiamo un prodotto che può essere il jazz, bisogna avere la capacità comunque sempre di adattarsi alle nuove esigenze delle persone che ci visitano, e sicuramente Controtempo ha fatto tutto questo ed è in grado di fare tutto questo. Quindi io ringrazio sinceramente per tutto il lavoro che fate, ringrazio i giovani registi, ringrazio tutti i collaboratori, tenete duro perché questa è la strada giusta per essere il successo. Grazie. Buongiorno a tutti, anche da parte mia un ringraziamento per l'iniziativa di Controtempo e per gli artisti che hanno partecipato. Jazz and Wine ormai un ventennio, quest'anno fa il ventennale, quest'anno fa il ventennale, e devo dire che quest'anno ancora non mi avete dato l'anteprima, con questo piacere, no? Dico, è ormai da anni che è uno dei fiori della musica, dell'offerta cormonese, che credo si leghi a altre iniziative di valore che abbiamo dal punto di vista musicale. E noto con piacere che con gli anni sempre più riusciamo a ampliare questa collaborazione. Abbiamo avuto la collaborazione tra Controtempo e Cormons Libri, abbiamo poi le attività che vanno al di là della musica, la vostra partecipazione al Festival del Libro di Torino, che quindi fa anche quella promozione del territorio. E adesso ci si apre al cinema, e anche qui, se vogliamo, io lo leggo un altro... Come storia, abbiamo collaborato con storia per raccontare il territorio. E io leggo la vostra attività, in questo caso nell'ambito del cinema, il fatto che ad esempio quest'anno Cormons diventerà sede del Festival internazionale del film per la pace, quindi legandosi, volendo anche in questo caso sempre al senso della pace, ai giorni della pace, quindi è bello, non voglio dire la frase sinergia, che appunto è abusata, però è bello che non ci si limiti all'aspetto musicale validissimo, ma si riesca a promuovere in questo modo il territorio facendo un lavoro assieme. Quindi nuovamente grazie per l'iniziativa e sono sicuro che avrà un seguito fortunato. Grazie.
visionato insieme a tutti noi i filmati, no? Sì, devo dire che non succede spesso che di vedere il jazz al cinema, non perché non ci sia una storia, anzi c'è una storia importantissima, ma perché a differenza del rock e del pop si è più abituati a vedere i video su YouTube, queste cose qui, per cui è già una bella cosa che si ricominci a filmarla questa musica, perché è una musica che è tanto bella da ascoltare quanto bella da vedere, io lo dico sempre, per cui offre grandissime possibilità. Infatti abbiamo visto quante possibilità di legare la musica con le immagini. Devo dire che è stata una bella esperienza visionare i filmati e anche doverli scegliere, poi alla fine una scelta l'ha fatta, ma mi pare di poter dire insomma, che il lavoro è stato tutto di buon livello e sicuramente grazie per il tempo, la passione che tutti quanti i registi hanno messo nel fare il lavoro. Certamente. Allora, noi abbiamo scelto un video che più di tutti rappresentava, appunto, attraverso i documenti presentati, le immagini originali, e un video che ha rappresentato anche un territorio nel suo passato, quindi le vicende storiche, che ha dato risalto a quelle che è il linguaggio quotidiano, che ha dato risalto anche alla tradizione enologica di questo territorio. Ha usato la musica jazz per esprimercelo, ha offerto emozioni nel vederlo, ha offerto messaggi di pace, di cooperazione, un video che riesce a comunicare tutto questo a uno spettatore che non conosce il territorio e ci ha fatto fare un viaggio nello spazio e nel tempo. Io mi sento veramente onorata di consegnare questo nostro primo premio a Pierpaolo Verdicchi, che è qui con noi. Grazie Pierpaolo. Credo che appunto questa iniziativa di quest'anno è stata un po' l'edizione zero ed è nata un po' sull'onda di un entusiasmo nato dall'amicizia tra me e Paola e tra le nostre associazioni. Vorremmo che per il prossimo anno, quindi anzi per quest'anno, quindi per l'edizione 2017, che sarà la 20ª, ecco, di Jazz Wine, la cosa fosse chiaramente più strutturata e soprattutto fosse lanciata prima. Per questo abbiamo pensato che la prima settimana di luglio, quando c'è il mio festival, Shorts International Film Festival, durante la serata in Piazza Verdi, che raccoglie 1000 spettatori a serata, avremo modo di lanciare la seconda edizione del concorso e chiaramente di mostrare il lavoro che ha vinto, insomma, davanti a un pubblico di... ecco. Quindi insomma ci sarà modo di avere un po' di più tempo per strutturare e di fare ancora meglio le cose il prossimo anno. Grazie mille. Grazie a voi.